Ed eccoci nuovamente insieme perché questa mattina vogliamo tornare a parlare di musica classica insieme al maestro Attilio Bergamelli. Buongiorno maestro. Buongiorno. Vogliamo Federica. ancora una volta compiere la nostra impresa, no? Sì, Impresa sì, che sì. poi tanto difficile non è, cioè quella di avvicinare i giovani alla musica classica, che spesso no, i giovani tendono un po' a snobbarla, a sentirla lontana da loro stessi, e invece no, perché ci sono delle musiche meravigliose, no? E dei musicisti altrettanto in gamba, capaci di unire come dire, i giovani a questo genere musicale, così? Stupendo. Allora, tutta la musica è bella, diciamo, tutta, anche la canzone, la canzoncina più semplice, però naturalmente c'è musica e musica. Ecco, noi in questi brevi incontri vogliamo arrivare, siamo sempre su questo lungo ponte, pensate ai ponti di Santiago Calatrava, il grandissimo architetto, no? Sopra una grande foresta timbrica, e di volta in volta presentiamo dei ensemble strumentali un po' inusuali, come oggi, poi ne parleremo Allora, velocemente. presentiamo subito i musicisti che abbiamo Allora oggi abbiamo appunto, come dicevo, il violinista Giovanni Sardo. Buongiorno. Buongiorno. Primo violino è stato anche dall'Orchestra Verdi di Trieste ed è vicepresidente UCAI dell'UCAI italiana, Unione Cattolica Artisti Italiani, e alla fisarmonica il maestro Sergio Scappini, che per primo ha portato la fisarmonica nei conservatori e è fisarmonicista del Teatro alla Scala di Milano, per cui siamo a livelli altissimi. Ci hanno portato un paio di brani straordinari, dicevo tutta la musica è bella, ecco qui siamo nella zona della musica del Novecento molto di grande contenuto. La prima piccola fantasia che eseguiranno, interpreteranno, intitolata Amarcord, dal nome del grande film di Fellini, appunto presenterà musiche di Nino Rota. Voi sapete che il grande Nino Rota ha composto per Federico Fellini, poi dei brani del film di Zeffirelli e di un film di Luchino Visconti che coglierete molto bene. Poi parleremo del resto. Allora sentiamola su. Sì.
straordinario, bravissimi, bravissimi musicisti che veramente ci hanno pregiato con la loro musica. Devo dire, maestro, ci ha fatto un gran regalo oggi. Grazie perché a voi. Riportare, no, il sapore degli anni 60 nello studio di Mattino 5 con questa musica straordinaria e le immagini che la regia ci ha regalato dei film di Fellini, davvero, insomma, non è da tutti. Grazie. Per noi è un grande onore, grazie. Vi aspettiamo quindi presto, grazie maestro, grazie a questi bravissimi musicisti ancora una volta. C'è il TG5 e noi torniamo subito dopo, restate con noi.